regolare il Veneto in zona bianca da lunedì, addio coprifuoco, ripartono tra gli altri sagre, fiere, parchi tematici, piscine all'interno, nei ristoranti e bar fino al 21 giugno, massimo 6 posti a tavola all'interno. 17 mesi dopo la crocieristica di Venezia è ripartita salpata nel pomeriggio la MMSC Orchestra, innonavi cercano di bloccarla, tensione. 3 aggressioni in un'ora ai danni di personale CTV, stamane a Venezia continua il caos con il ritorno dei turisti e il mancato rinforzo delle corse. Ultimo giorno di scuola per gli studenti delle scuole superiori del Veneto, la campanella è la festa dei ragazzi, molti già vaccinati o si sono prenotati per le somministrazioni. Giovanissimi aggrediti in un parco a Bassano da una banda di coetanei perché giocavano con bandierini e palloncini arcobaleno, i teppisti si accaniscono anche contro la mamma di un bambino. Indignazione per la vicenda del medico fiscale di colore aggredito a Chioggia con epiteti razzisti da un paziente colto fuori di casa, lo sfogo della moglie, in questa città impossibile lavorare. Condizioni gravissime per il 28enne catanese bassanese Michele Merlo, lanciato dalla trasmissione Amici, colpito da una emorragia cerebrale. Ieri sera è il ritorno della Corri Treviso, la prima corsa su strada in Veneto dopo lo stop per il Covid, festa grande in città per la ripartenza. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione dei nostri notiziari TG Veneto. Partiamo con l'ordinanza regionale che è stata firmata dal Presidente Luca Zaia. Ecco che cosa si potrà fare a partire da lunedì, momento in cui la nostra regione, il Veneto, diventerà bianca. Fine del coprifuoco e poi anticipo della riapertura per tutta una serie di attività, dai parchi tematici alle piscine all'interno, dalle terme alle fiere, comprese le sagre, e poi le sale giochi, i centri culturali e di corsi di formazione. La zona bianca che scatterà in Veneto da lunedì rappresenta un passo importante verso l'agognato ritorno alla normalità, pur restando in vigore le misure base della prevenzione, mascherine obbligatorie anche all'interno, distanziamento e sanificazione. Dopo quella del Ministero della Salute, il Presidente della Regione Zaia ha firmato la nuova ordinanza che fornisce le nuove linee guida che regolamentano sia le aperture delle predette attività sia anche quelle più private, come le feste tra amici e parenti conseguenti alle cerimonie civili o religiose o gli eventi sportivi aperti al pubblico. Chiarito il rebus dei commensali seduti allo stesso tavolo al chiuso, massimo 6, salvo che per i conviventi. Nessuna novità invece per sale da ballo e discoteche che resteranno chiuse, salvo che per le attività di ristorazione e bar. Indicazioni dettagliate anche per l'utilizzo degli impianti di risalita in montagna. Zona bianca che certifica dunque un importante passo avanti, ma non significa liberi tutti, di qui l'appello del prefetto di Treviso ai cittadini. Andare avanti con giudizio, direi che cerchiamo di contenere la voglia di buttare via tutto, a cominciare dalle mascherine. L'importante è capire che tutto quello che riusciremo a fare in termini di cautela, di prudenza, di rispetto, di disposizioni come conosciamo a menadito, di buon senso oltretutto, a questo punto sono tutte a nostro beneficio, nostro e degli altri, e soprattutto anche in funzione di evitare brutte sorprese in autunno. Dopo 224 giorni di chiusura, erano chiusi dal 26 ottobre alle 11, lunedì 7 riapre la sede della terraferma Canoghera del Casinò di Venezia, ripartiranno tutti e 600 i lavoratori, compresi, fa sapere la direzione, compresi quelli in appalto, quindi pulizia e vigilanza, altri 200 lavoratori. E riparte anche il settore della crocieristica. Allora andiamo subito a collegarci con la nostra Ilaria Marchiori direttamente da Venezia. Ilaria, buonasera. Sì, buonasera Anna, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui alle Zattere, dove nel pomeriggio alle 16 è andata in scena l'annunciata protesta da parte dei comitati contro le grandi navi. Proprio oggi in vista della ripartenza delle crociere, perché dopo circa un anno e mezzo dalla stazione marittima è partita la prima crociera. Chiedo scusa se sentirete ancora un po' di confusione, però la festa, quella che poi si è trasformata in festa dei comitati no grandi navi, è ancora in corso. Dicevamo, la partenza della MSC Orchestra era prevista per le 17, invece è stata anticipata alle ore 16, ma non ha colto di sorpresa i comitati, perché alle ore 16 erano tutti pronti qui sul canale per cercare di ostacolare in qualche modo
modo il passaggio della nave da crociera per far sentire ancora una volta la loro voce e farlo proprio attraverso questa protesta eclatante. In realtà è andato tutto bene, non ci sono stati particolari momenti di scontro, se non che a questa protesta si sono uniti anche altre 3 barche, però non dei comitati no grandi navi ma dei portabagagli, cosa che i comitati non hanno gradito perché li hanno definiti delle persone che volevano solamente intrufolarsi ingiustamente e che questa era una manifestazione di protesta solo ed esclusivamente da parte dei comitati contro il passaggio delle grandi navi. Ma per sentire tutte le loro motivazioni partiamo dalle interviste che abbiamo effettuato proprio qui alle Zattere agli attivisti, partendo dal leader del comitato no grandi navi Tommaso Cacciari. Dovremmo essere abituati ai governi che fanno una cosa, dicono una cosa e ne fanno un'altra, dicono tutto il contrario di tutto. Ecco, dopo quel decreto che aveva uno statement politico che pareva preso dai nostri comunicati, cioè che le navi devono stare fuori dalla laguna e che le soluzioni dovessero essere trovate fuori dalla laguna, eccoci qua, non dopo 1 anno e mezzo, ma dopo 10 anni di battaglie, perché nonostante quel decreto dei governi tutto resta esattamente come prima. Ecco, questo è del tutto inaccettabile. Marghera è una bugia. È impossibile spostare le navi a Marghera perché violerebbe 2 leggi nazionali, la legge speciale per Venezia e la normativa Seveso. Non hanno i fondali, non hanno la larghezza, dovrebbero fare uno scavo immane in mezzo alla laguna. Cioè Marghera è uno specchietto per l'allodole. C'è chi gioca in questi giorni alla contrapposizione, a dividere la città. Noi sappiamo che ci sono molte soluzioni che porterebbero le navi fuori dalla laguna, soluzioni praticabili che terrebbero insieme il lavoro al porto e la salute e l'ambiente. Venezia è stata turistificata al massimo e dunque se si fonda tutto sul turismo, chiaramente senza le grandi navi non c'è nulla, ma chiaramente le grandi navi non possono più coesistere perché o si sceglie il profitto o si sceglie la città o si sceglie la vita. Ecco, avete sentito dunque le motivazioni di parte degli attivisti del comitato no grandi navi e non solo, perché qui c'erano davvero anche tantissimi studenti, tantissime persone che amano Venezia, che vogliono che venga salvaguardata. Sentiamo invece ora che cosa ne pensano invece le persone che sono a favore delle crociere. Specifichiamo che in contemporanea alla protesta dei no grandi navi è andata in scena la festa, perché non era una protesta, hanno voluto proprio specificarlo, di Venezia Lavora in Riva degli Schiavoni davanti all'Hotel Danieli, perché per loro questa è davvero una giornata di festa. La ripartenza delle crociere significa anche una ripartenza del turismo, ma soprattutto una ripartenza dal punto di vista professionale. Allora sentiamoli. Speriamo che ci sia che il Covid comincia a lasciarci tranquillo e che ci trova soprattutto la possibilità di dare tranquillità alla città e di trovare un accordo fra tutti per trovare una soluzione ad hoc per Venezia. Non c'è contrapposizione tra porto e città, vogliamo finalmente una volta per tutte sederci a un tavolo e trovare una soluzione che garantisca il lavoro, garantisca la città e garantisca l'ambiente. Qual è stata la vostra perdita in questo anno e mezzo? Come ho detto, il 30% del nostro lavoro, così che abbiamo perso il 30% del nostro fatturato, ha rappresentato anche la diminuzione di stagionali, la diminuzione di certe categorie di lavoro e per queste persone sicuramente è stato un periodo molto difficile. Presidente, oggi per voi è una grande giornata dopo 1 anno e mezzo di stop con la ripartenza di questa nave da crociera. Finalmente sì, dopo 17 mesi abbiamo avuto l'onore di ospitare la prima nave. Speriamo che sia un inizio buono che porti in laguna altrettante navi. Una ripartenza anche a livello lavorativo e turistico per la città.
Assolutamente sì, ci piace dire che cominciamo a riportare la gente dalla porta principale di Venezia, cioè la porta dell'acqua. Non ci si accorge neanche che stanno arrivando a Venezia questi passeggeri, stanno transitando, arrivano sul ponte, arrivano con i bus o con le barche se sono ospitati a Venezia e sono controllati. Montano a bordo della nave e visitano poi altre destinazioni e ritornano sulla perla dell'Adriatico. Quindi devo dire, è un turismo assolutamente sostenibile. Ecco, dunque avete sentito le motivazioni del no e invece la soddisfazione di chi con le crociere ci lavora. Voglio specificare solo una cosa prima di chiudere questo collegamento. Proprio oggi Tommaso Cacciari ha voluto evidenziare che loro non sono assolutamente contro chi lavora, anzi hanno detto: noi saremo sempre dalla parte di chi perde il lavoro. Quello che a noi non va bene è questo modello economico che distrugge e rovina la città. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Sì, grazie Ilaria. Allora noi andiamo avanti perché dobbiamo comunque restare su Venezia, dove questa mattina ci sono state addirittura 3 aggressioni su vaporetti ACTV, ma segnalazioni di minacce ve ne sono ormai in continuazione. Con il ritorno dei turisti, il mancato rinforzo delle corse, il trasporto pubblico locale è andato in crisi, lasciando a terra molta gente, soprattutto residenti diretti al lavoro. Una marinaia è stata presa a calci all'approdo di Sant'Alvise, un dipendente aggredito a San Basilio è stato portato via in ambulanza ed un pilota è stato minacciato nelle vicinanze di San Zaccaria. Nella chat dei dipendenti si legge di lavoratori che hanno paura a prendere servizio. Il trasporto pubblico locale veneziano peraltro è al centro di una vertenza che vede amministrazione comunale, ACTV è una partecipata del comune e sindacati sul piede di guerra per questioni legate a tagli di personale, economici e di sicurezza. Parliamo adesso di vaccini. Sono arrivati i dati della Regione del Veneto che davvero danno un applauso a tutti i giovani che si sono prenotati per il vaccino. Pensate che sono 375.793 gli adolescenti giovani che si sono prenotati a partire dal 3 di giugno, quando era possibile, fino alle 16 di oggi, come comunica la Regione. Ad accedere al portale tantissimi under 20 e 30 anni, complessivamente tra i nati nel 2000 e il 2004 sono stati 72.339 i giovani che hanno aderito alla campagna vaccinale. E a proposito di giovani, oggi per molti di loro una giornata indimenticabile, l'ultimo giorno di scuola. Siamo andati a Vicenza. Per 128.000 studenti vicentini l'ultima campanella di oggi ha sancito la fine delle lezioni dell'anno scolastico. Il centro cittadino è stata la meta preferita dove sciami festosi di ragazzi hanno voluto festeggiare la fine di un anno, ma anche la fine di un incubo. Oggi si fa festa. Come? Si ricomincia a uscire, dai, dopo un anno veramente difficile e stressante iniziamo. È finita la scuola. È finita la scuola finalmente. Che anno è stato? È molto difficile e complicato. La fine di che cosa? Beh, della scuola, di un anno travagliato. Fare un giorno in presenza, un giorno a didattica a distanza è stato un po' confusionario, quindi un po' pesantino. Per 112.000 studenti degli istituti statali e 16.000 di quelli paritari, ora è il momento di festeggiare aspettando lunedì per la fine del coprifuoco, ma la testa è già rivolta alle vacanze. Non c'è più il coprifuoco. C'è voglia di fare fino a mattina un po' di festa? Sì. Sì, anche qualche vacanza insieme, soprattutto al mare. Io per esempio ho già prenotato Rimini, per esempio. Per 7.458 studenti invece quella di oggi è solo una pausa. Sono i maturandi di quest'anno che tra un mese dovranno sostenere l'esame. Adesso si è concentrati all'esame e finito l'esame ci si gode della vacanza, insomma. Adesso siete ancora sotto concentrati rispetto agli altri? Sì, per gli esami. Mica tanto. Mica tanto, dai, più o meno. Ci si rilassa i primi giorni, poi si studia. Troviamo anche un insegnante a festeggiare con i propri studenti. Sicuramente aver fatto gli ultimi mesi in presenza è stata la cosa migliore. Anche lei pensa alle vacanze adesso, alla fine, o altro da fare? Magari tra un'ora abbiamo scrutini, quindi la maturità. La fine di un ciclo con la speranza di girare pagina il prossimo anno. Spero che ci siano i vaccini. Speriamo in presenza, tutto l'anno. Andiamo a Bassano del Grappa, Parco Ragazzi del 99, un gruppo di ragazzini stava festeggiando con striscioni e palloncini arcobaleno, è stato aggredito. Parco
Sindaco, ragazzi del 99, luogo frequentatissimo a Bassano del Grappa, venerdì pomeriggio c'è tanta gente, soprattutto giovani e bambini, tutto quieto sino a quando... C'era un gruppetto di ragazzi che avevano le bandiere arcobaleno che sono stati aggrediti da un altro gruppetto che assomigliava a una vera e propria gang. Ma li hanno aggrediti come? Allora, uno di questi, quello un po' più accaldato, ha sputato contro una ragazzina, apostrofandola, non so se si può dire, insomma, sporca lesbica. Un'aggressione in piena regola, solo perché questo gruppetto di amici giocava con palloncini e bandiere arcobaleno. Purtroppo un copione che pare ripetersi troppo spesso a livello nazionale, e Bassano non ne è esclusa. I teppisti, tutti giovanissimi, si sono accaniti con odio contro i coetanei e sono stati fermati solo dall'intervento di alcuni adulti che li hanno allontanati dalla scena. È stata una scena bruttissima per i presenti, soprattutto perché erano davanti ai bambini piccoli. Ma non è finita qui, perché cosa è successo quando lei, estranea a tutto, ha deciso di tornare a casa con suo figlio? Avevano lasciato un po' di bandierine per terra, mio figlio di 3 anni ne ha raccolta una, perché comunque a lui piacciono tanto i colori, e uscendo dal parco il gruppetto, quello che aveva aggredito, è venuto verso di me e da lì sono partite le ingiurie, mi hanno dato della malata, della snaturata, mi hanno detto ma cosa insegna a suo figlio, si vergogni, e insomma là poi io giustamente difendendo il mio figlio che ha 3 anni, cosa vuoi che ne sappia, ho cominciato a dirgli che sono dei maleducati, che non ci si rivolge così ad un adulto ma soprattutto ad un estraneo. La cosa che lascia rabbrividiti è questo odio, questa rabbia, questa cattiveria da parte di giovanissimi. Sì, sicuramente questi sono ragazzi che vivono queste realtà anche all'interno soprattutto della famiglia. Marusca Meneghetti vuole lanciare un messaggio di democrazia, libertà, soprattutto rispetto. Le persone quando vedono altre persone libere di esprimersi, di dire qualcosa, si chiudono in un muro e attaccano e basta. Non c'è scambio, non c'è modo neanche di potersi spiegare ed è bruttissimo adesso vedere queste cose. Ignoranza, paura della diversità, incapacità di confrontarsi, di scambiarsi vedute e pensieri differenti. No, questa non è democrazia. E ora Chioggia per un'altra aggressione, questa volta ai danni di un medico di famiglia originario del camerunese. È il 2 giugno, stai aspettando con la tua bambina che il suo papà torni dal lavoro per mangiare una pizza. Invece ti arriva una telefonata in cui lui ti dice con voce strozzata che ha chiamato la polizia perché lo stanno inseguendo in moto e lo vogliono picchiare. A scrivere su Facebook è la moglie del medico dell'INPS aggredito a Chioggia. Il marito è un medico fiscale di 30 anni originario del Camerun. Doveva controllare un lavoratore che abita in un condominio della periferia della cittadina veneziana. L'uomo non era in casa e si è presentato più tardi in bicicletta con costume e ciabatte, avvertito presumibilmente dalla moglie. Ha intimato al dottore di mettere nero su bianco che l'aveva trovato regolarmente a casa, minacciandolo e insultandolo pesantemente per il colore della sua pelle e urlando che da lì non sarebbe uscito vivo. Lo ha quindi inseguito in motorino rompendogli una maniglia della macchina. Il medico, che ha denunciato l'episodio ai carabinieri di Padova, dove vive, ha chiesto il trasferimento da Chioggia. Ha raccontato che tutto il vicinato ha assistito alla scena, ma nessuno ha mosso un dito per difenderlo. Solidarietà immediata è stata espressa dal sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro. Questa non è Chioggia, ha detto, e non è la società che vogliamo per i nostri figli. Sulla stessa linea la consigliera regionale originaria di Chioggia, Erika Baldin. Un episodio vergognoso che getta discredito su un'intera comunità. Ed è grave danno all'immagine del nostro territorio. Chioggia non è questo, siamo una città di mare che vanta una tradizione di accoglienza. Esprimo ancora la vicinanza del Movimento 5 Stelle di Chioggia al medico dell'INPS e alla sua famiglia e lo ringrazio per il suo lavoro al servizio dello Stato, in difesa della legalità e per la tutela degli stessi lavoratori, contro l'arroganza dei furbetti che pensano di vivere sulle spalle degli altri. Che vergogna! Linea alla regia per la pubblicità. Ben ritrovati, ripartiamo dal bassanese gravissimo Michele Merlo, il musicista di Rosà che aveva partecipato anche ad Amici.
Sta lottando tra la vita e la morte in un letto d'ospedale al Maggiore di Bologna Michele Merlo, musicista 28enne originario di Rosà, colto mercoledì sera da un'emorragia cerebrale mentre era a casa della compagna nel capoluogo emiliano. È stata chiamata l'ambulanza, ma le sue condizioni erano gravissime. Abbiamo raggiunto telefonicamente il papà, che ci ha detto che Michele è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Ora è tenuto in coma farmacologico, ma le speranze in una sua ripresa, ci ha detto, sono davvero ridotte a un lumicino. Il mondo della musica si è mobilitato per far sentire la sua vicinanza a Michele, il Mike Bird di Amici, e alla sua famiglia. Michele, che abbiamo intervistato in più occasioni nei nostri studi per raccontare il suo percorso musicale, dal talent show di Maria De Filippi al percorso come cantautore e le sue vittorie professionali. Le prossime ore saranno decisive. Continua la raccolta fondi per riportare a Venezia il busto marmoreo di Giovanni II la Corner. È la testimonianza di un pezzo di storia importante di Venezia ed è ricomparso in una casa d'aste di Viterbo che lo venderà a fine mese. Del busto in marmo del doge Giovanni II Corner si erano perse le tracce, ma ora che è riapparso, l'associazione Venetinetta ha subito promosso una raccolta fondi per riportarlo a Venezia. È un doge che ha condotto la guerra di Corfù, che è stata l'ultima vittoria della Marina Veneta contro gli ottomani. E la nostra associazione Venetinet si è fatta promotrice di una sottoscrizione per l'acquisto dell'opera. La sottoscrizione è aperta ai privati e alle istituzioni pubbliche venete e finalizzata all'acquisto dell'opera perché sia sistemata in qualche istituzione nella città di Venezia, in qualche istituzione veneta. La quotazione dell'opera dovrebbe muoversi entro una forbice che va dai 18 ai 25 mila euro, ma naturalmente il suo valore va molto oltre una semplice stima economica. L'opera ha un valore intrinseco, è un'opera di uno scultore barocco molto importante, Bonazza, ha un valore storico molto importante, rappresenta un doge che era a capo di uno Stato che ancora era capace di gestire le relazioni internazionali con un ruolo attivo. Esiste anche un motivo politico, inteso nel senso alto del termine, ricordare la classe dirigente veneta di chi è erede. Andiamo a Treviso, partita ieri la Corri Treviso, la prima corsa su strada dopo lo stop della ripartenza. Ore 20:30, Piazza Duomo, via al primo gruppo dei 650 partecipanti alla Corri Treviso e la città si presenta nella sua veste migliore per la prima manifestazione su strada in Veneto dopo il lungo stop, quasi 500 giorni, imposto dalla pandemia. In gara anche due sindaci della Marca, Paolo Galeano di Preganziol e Mario Conte, a fare gli onori di casa. Bellissimo ripartire attraverso lo sport, attraverso questi eventi che coinvolgono i cittadini, tanti atleti, una città meravigliosa, una squadra di organizzatori, volontari, la polizia locale, protezione civile, straordinaria. È stato davvero emozionante, come se fosse la prima volta, anche perché se pensiamo a quello che abbiamo passato, al distanziamento sociale, oggi ritrovarsi qui a fare sport, a divertirsi, a stare insieme è qualcosa di davvero eccezionale. C'è un'atmosfera fantastica. Devo fare tantissimi complimenti all'organizzazione che si è fatta trovare pronta appena era possibile riorganizzare questo tipo di eventi. Insomma, un vero spettacolo, davvero un vero spettacolo. Percorso cittadino, 2,6 km da percorrere per 4 volte attraverso alcuni degli angoli più suggestivi della città. 31esima edizione, organizzata a tempo di record. È stata una cosa impensabile perché in 35 giorni siamo riusciti a mettere in piedi una cosa del genere. Grazie all'aiuto di tutti. Sul gradino più alto del podio il trevigiano Paolo Zanatta per gli uomini e la padovana Laura Dalla Montà per le donne. Questo è quello che è il segnale di ripresa e la voglia di vincere per la terza volta e fare il triplet era tantissima. Era la mia prima corsa su strada dopo il Covid, insomma, è bello perché effettivamente io gli allenamenti, quelli un po' più difficili e più lunghi, li faccio qua nelle corse su strada e mi mancava un po' avere un po' di adrenalina e altre persone con cui correre, ecco, quindi molto bello. Questo era il nostro ultimo servizio, con queste belle immagini ci lasciamo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora le previsioni del tempo, arrivederci.
Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in calo, sarà una giornata con qualche precipitazione associata anche ad un certo ridimensionamento delle temperature. Il dettaglio di domenica 6 giugno. Sul Veneto cielo generalmente nuvoloso, anche se sarà possibile a tratti qualche schiarita. Probabile poi invece qualche fase di temporali a carattere sparso a partire dalle zone più interne, in particolare nella seconda parte della giornata. Temperature in lieve calo, minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 22 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, tempo perturbato anche qui con qualche pioggia alternata a momenti più asciutti. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui condizioni instabili con rovesci, localmente anche di forte intensità. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 24 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.